La salvezza per i credenti ebrei è nel rispetto della tradizione, ossia della Torah, agendo secondo ciò che la parola dei profeti e dei loro interpreti esige. I cattolici la trovano nella Chiesa romana, osservandone dogmi e precetti. I protestanti, avendo un rapporto personale e diretto con Dio, dimostrano la fede seguendone le indicazioni. In modo diverso, la parola divina domina. L'immagine è tollerata, ma nel cattolicesimo questa diventa oggetto di culto, rafforzando il potere dell'istituzione. Seguiamone il percorso. L'icona di Maria è esemplare nella costruzione e nell'uso dell'immagine, assicurando continuità con i culti pagani, in particolare con Cibele, la Grande Madre, venerata in Frigia, ed a Roma, attorno al 200 d.C., aveva ancora un tempio. Per i teologi, Cristo quale uomo doveva avere una madre umana, non astratta. Nel concilio di Efeso del 431 imposero a Maria il titolo di genitrice di Dio per la natura divina di Gesù. I Vangeli poco narrano di Maria, che eppure non svolgeva un ruolo secondario. Si rendeva necessario recuperarne la biografia, possibilmente una reliquia ed una funzione taumaturgica, da contrapporre, ad esempio, a quella di Iside, che Plutarco descrive sapiente, giusta, fonte di salute e di salvezza. Attorno al 450, Pulcheria, moglie di Marciano, imperava a Roma e sotto la sua reggenza recupera la figura di Anna, madre di Maria. Con Leone I, attorno al 470, si trovò sorprendentemente il mantello di Maria. Nell'anno 565, Corippo mette in poesia l'apparizione di Maria in sogno per rivelare a Giustino II il suo destino. Maria assunse il ruolo di intercessore tra terra e cielo e con Costantino V i difensori dell'immagine, attribuendole il titolo di Madre di Dio, aprirono alla devozione popolare che troverà nel dogma dell'Assunzione piena regalità. E se Asclepio era venerato nell'isola Tiberina quale guaritore grazie alle sue mani tra le prime icone di Maria, le mani saranno dorate. La costruzione iconologica era compiuta. Quella grafica muterà, ma la funzione di simbolo dell'unità religiosa ed istituzionale è ormai assicurata. In Santa Maria Antigua, ai Fori, un tempio dei Greci di Roma, risalente al VI secolo, troveremmo immagini coerenti con la simbologia devozionale. L'icona mariana, di disegno arcaico, presenta un volto deformato, con forzata inserzione della testa nel collo, grossolano frutto di un intervento di restauro. Il volto è scandito da grandi occhi separati da un naso sproporzionato rispetto alle labbra serrate a bocciolo. Di ben altra fattura, ma con minor forza icastica, sono le tre sante madri. Le laterali reggono il figlio in braccio. Maria
lo conserva nel grembo, un modo per rappresentare la sua verginità. Nella cappella di San Teodosio la si vede di spalle, Maria seduta su un trono bizantino, mentre il figlio regge una coppa. L'affresco, quasi un mosaico, è di fattura straordinaria. Si osservi la mano della Vergine, avvolta da un fazzoletto trasparente. La qualità dell'affresco di Maria tra i Maccabei risale al VI secolo, ma la qualità pittorica evoca quelli di Pompei. Le scritte in greco confermano l'origine della committenza e probabilmente dell'artista. Trovare a Roma un affresco di un pittore ellenico, quando in Grecia non ve n'è traccia, è magia. Quanto il fascino di Maria, alta quanto gli uomini, una regina in terra e nel cielo, in cui l'aureola dorata si scioglie. La diffusione delle icone provenienti dall'Oriente indusse il papato a definire un'immagine di riferimento di Cristo, proclamando il primato del sudario di Veronica che soppiantò quella su panno di San Silvestro. Nuove immagini compaiono di Maria in Santa Maria del Popolo e nell'abbazia greca a San Nilo, a Grottaferrata. La Madonna di San Sisto dà il perfetto ovale del volto, lo sguardo profondo sotto sopracciglia naturali, svela un modello umano. Diverrà con la Madonna dell'Araceli, la madre dei Romani. Queste rinviano all'icona di Santa Maria Antigua e l'affiancamento ci consente di constatare una continuità espressiva, una lenta evoluzione che anima l'immagine, rendendola visivamente comprensibile ai fedeli. Caravaggio, 4 secoli dopo, con la stupenda Madonna dei Pellegrini, celebre, ahimè, per i piedi sporchi, come quelli dei suoi devoti, compirà il miracolo della discesa della Madonna tra la povera gente. Con la Madonna Sistina, Raffaello trasfigura la realtà umana in bellezza, fondendo religione ed arte, associando la fede religiosa all'emozione della visione della perfezione. Mentre le tende si aprono su uno spazio assolutamente astratto e non sorprende lo sguardo incantato del santo che reca i tratti di Giulio II. I cupidi sono imbronciati, le loro frecce sono superflue, gli occhi di Madonna raggiungono i nostri cuori.